Signore e signori, buongiorno, benvenuti a questa terza giornata del Festival del giornalismo di Verona. L'Associazione Culturale Lardo, dopo la prima e per molti aspetti pionieristica edizione del 2021, è tornata a proporre nel 2022 e nel 2023 alla città di Verona un evento che speriamo possa crescere e perdurare nel tempo e diventare un importante appuntamento culturale non solo per i veronesi. Un evento che rispetto alle prime due edizioni è cresciuto nei numeri degli eventi, dei relatori, dei moderatori, delle testate locali coinvolte e delle location. Lasciateci ringraziare tutti i nostri partner che rendono possibile questa avventura, a cominciare dalle istituzioni che hanno deciso di affiancarci, come il Comune di Verona, l'Ordine dei giornalisti del Veneto, il Dipartimento di Cultura e Civiltà dell'Università di Verona e la Fondazione Antonio Megalizzi. Proseguendo con il nostro main sponsor, Jetec Italia SPA, e tutti gli altri nostri sostenitori, Banco BPM, D-Lab, Cantina Monteforte e Il Plus. Si ringraziano, oltre per il supporto tecnico, Teatro Stabile di Verona, Filmica Produzioni Video, D-Hub Atelier, Libreria Pagina 12, Pizzeria Berberè, Best Western Hotel Armando, Hotel Veronesi La Torre e Bosco dei Cerri. L'Associazione Culturale Eraldo, Festival del giornalismo di Verona, è gemellata con l'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie, Festival del giornalismo Ronchi dei Legionari, e il Gruppo Stampa Autonomo di Siena, Festival del giornalismo di Siena. Questa terza edizione ha come tema principale, come potete vedere dai manifesti, impatto zero, zero impatto, che può essere declinato sotto molteplici accezioni, da quella ambientale a quella più legata al sistema delle comunicazioni in Italia e nel mondo. Compito dei nostri numerosi ospiti ed esperti è declinare il tema secondo quella che è la loro esperienza e specializzazione professionale. Il 10° incontro di questo festival, giunto alla sua terza giornata, è dedicato alle discriminazioni di genere del calcio. Ne parleremo con la moderazione della giornalista sportiva Francesca Castagna, Alessandro Vinci, giornalista del Corriere della Sera, e Marco Giani, autore del saggio Storia di un pregiudizio e di una lotta. Vi ricordo che si tratta della prima parte del corso che darà i crediti formativi ai colleghi giornalisti e ricordo che si potrà firmare in uscita alle 13. Aspettiamo dunque che i nostri ospiti vengano sul palco, accomodatevi pure e lascio la parola a Francesca. Grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati innanzitutto, buona domenica a tutti. È domenica che per noi è giornata principale perché siamo tutti del mondo dello sport, quindi insomma per noi la domenica è il giorno della settimana per eccellenza, quindi bello trovarci anche con questa coincidenza. Come diceva prima la collega, parleremo in particolare di sport e diritti civili, questo è il titolo proprio del panel, che in realtà è un macro titolo perché parlare di diritti civili vuol dire toccare tantissime aree e tantissime persone diverse fra loro che chiedono, ottengono, anche si spera lottano ogni giorno da tanto tempo per ottenere questi diritti civili che sono diversissimi, sono istanze diversissime fra di loro. Ne parliamo con Marco Giani e con Alessandro Vinci, andando a toccare un pochino di storia, perché dalla storia si impara sempre qualcosa, si spera, anzi è importante ogni volta imparare qualcosa, e poi tanta attualità, speriamo, perché da dire del mondo attuale c'è tanto. Io chiederei, e comincerei con Marco Giani, perché ha scritto questo libro, insomma adesso ce lo racconterai tu, Le giovinette, che tratta di femminile, innanzitutto tratta di sport, di calcio specificamente, e tratta anche di un periodo che è quello fascista, dell'Italia fascista, che insomma ha toccato profondamente la cultura dell'Italia da tanti punti di vista, anche da un punto di vista sportivo. Tu sei andato a pescare un punto un po' inedito di persone, associazioni, credo, che hanno lottato contro il fascismo, ce ne sono state tante, ma le donne del calcio non è una cosa che ti aspetteresti di leggere. Esatto, sì, grazie dell'invito, e in realtà non me l'aspettavo nemmeno io, perché appunto questa ricerca è nata un po' appunto molto casualmente tanti anni fa, quando appunto mi sono imbattuto in questa storia, e per i primi anni, diciamo così, la forma della mia ricerca è stata, da storico dello sport, una serie di articoli accademici in cui ho tentato appunto, prima lavorando sulle fonti giornalistiche dell'epoca e poi dopo andando anche a scovare gli eredi di queste e quindi le famiglie di queste calciatrici del 1933.
fino a che poi nel 2019, appunto, grazie appunto a una giornalista che è Federica Seneghini, che mi intervistò all'epoca perché nell'estate del 2019, come tutti ricorderete, per tutti i media si sono accorti che c'erano delle calciatrici anche nel nostro paese, e quindi appunto la ricerca, come probabilmente fate voi, di un pezzo appunto che dall'attualità scavi un po' nella storia. Federica mi ha cercato, mi ha intervistato, ha scritto un bel pezzo per il Corriere.it dove lei lavora, e poi da lì è nata un po' l'idea però di raccontare questa storia al grande pubblico in maniera più estesa, e da qui appunto è nato appunto Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, questo libro che è uscito nel 2020, che è un libro un po' strano perché nella prima parte Federica racconta la storia di queste calciatrici con un romanzo divulgativo, e nella seconda parte appunto io intervengo da storico scrivendo un saggio di 100 pagine su la storia del pregiudizio contro le ragazze che vogliono giocare a calcio nel nostro paese dal 1933 al 2019. Questo perché? Perché ovviamente molti pregiudizi dell'epoca in realtà sono esattamente gli stessi, insomma, dell'Italia contemporanea, anche se c'è da dire che per fortuna proprio con il Mondiale del 2019 e anche un po' col lavoro per una volta anche positivo che hanno fatto i mass media di presentare positivamente queste donne, c'è da dire che un po' i pregiudizi stanno un po' cambiando nel nostro paese. Quindi poi da lì appunto è nato il libro nel 2020, anche uno spettacolo teatrale, peraltro l'anno scorso, che è iniziato a Milano, speriamo che arrivi anche a Verona, e appunto da qui un po' appunto questa storia. La storia, per farla in breve, è che un gruppo di ragazze a Milano nel 1933 hanno questa balzana idea di voler giocare a calcio, balzana non tanto in realtà se guardiamo il contesto storico, perché queste ragazze all'inizio 13, poi diverranno 50 nel corso del 1933, erano delle tifose, prima di tutto di calcio, dell'Ambrosiana Inter, che schierava Meazza all'epoca, alcune del Milan, e sono ragazze appunto giovani, tutte più o meno sulla ventina, che non ancora sposate, che appunto vivono già nell'Italia ormai fascistizzata da 10 anni, quindi sanno cosa ha voluto dire l'ingresso dello sport nella loro vita tramite il regime, quindi attraverso la scuola, attraverso le associazioni del regime, a differenza delle loro sorelle e madri, in qualche modo loro hanno fatto pratica sportiva, e quindi semplicemente cosa fanno? Nel 1933 iniziano a scrivere delle lettere ai giornali, al Guin Sportivo, alla Gazzetta, così, dicendo: noi siamo ragazze sportive, noi siamo tifose del calcio maschile, quindi perché non potremmo giocare a calcio? E scrivono queste lettere perché? Per un semplice fatto che, come sapete, si gioca in 22, loro sono 13, quindi per forza di cose devono trovare delle altre ragazze, no? E in qualche modo capite che le poste dei lettori dei giornali sportivi sono effettivamente il luogo giusto dove mettere questo annuncio, no? E che cosa accade? Accade che per il primo mesetto essenzialmente le redazioni, tutti i vari direttori si prendono anche la briga di rispondere alle ragazze, ma prendendole in giro essenzialmente, fino a che in maniera molto inaspettata il 1° aprile del 1933 sulla Gazzetta dello Sport viene pubblicato un trafiletto in cui Leandro Arpinati, come tutti sapete il RAS di Bologna, all'epoca capo sia del CONI della FIGC, inaspettatamente dà il permesso a questo gruppo femminile calcistico di esistere, di giocare però con diciamo così, dei paletti, per cui non potevano giocare in pubblico, partite a porte chiuse, giocavano in gonna e non in pantaloncini, giocavano tempi regolamentari brevi e così via, quindi con una serie di limitazioni, però possono giocare. Da quel momento lì capite che ovviamente giornalisti e vignettisti che fino a quel momento avevano sparato a zero iniziano, tutti tacciono perché nessuno si vuole mettere contro Arpinati, fino a che cosa accadrà? Che praticamente la squadra va avanti a giocare fino all'autunno, quando nel frattempo a Roma Starace è riuscito a detronizzare Arpinati mettendoli contro Mussolini, cambierà il corso anche a Roma nei palazzi del potere, e quindi questo regime che all'inizio aveva permesso questo esperimento poi toglierà il sostegno e inizierà invece a boicottare, e quindi sui giornali spariscono letteralmente le calciatrici, non si vedono più fotografie, interviste, tabellini come prima, i campi che le associazioni a Milano sportive del dopolavoro avevano dato non vengono più dati, e piano piano praticamente
appunto questa attività finisce, quindi questa attività che ha coperto tutto il 1983, quindi questa è un po', diciamo così, in breve la vicenda. E appunto ecco una vicenda che, cosa interessante, questo ci fa capire anche l'importanza del narrare le storie, appunto è una vicenda che si era persa, per fortuna sono riuscito a riacciuffarla, e anche devo dire la città di Milano ha fatto una cosa direi molto bella, cioè anche un po' sull'onda del libro, nel 2021 ha dedicato una via, che si chiama Via Calciatrice del 33, davanti all'arena civica, quindi al Parco Sempione, quindi anche un luogo molto centrale della città, e quel giorno appunto di fronte al sindaco Sala, di fronte alle calciatrici del Milan e dell'Inter, devo dire che questa storia che sono riuscito a scovare nei salotti, diciamo così, di poche famiglie, in cui la nonna raccontava questa storia non molto creduta alla cena di Natale, però faceva anche vedere la foto, quindi doveva essere successo per forza di cose. Ecco, quel giorno quella storia direi che è ridiventata pubblica. E lo hai citato tu e arriviamo al tempo presente, al recentissimo passato, perché l'hai detto tu, nel 2019 qualcosa è successo e mi voglio agganciare adesso ad Alessandro perché quel qualcosa, vorrei dire, insomma, è anche merito, almeno in parte, del lavoro giornalistico che ha scoperto, riscoperto. Ecco, forse calcio femminile e altre categorie di sport femminile sono una continua riscoperta, come hai detto tu, queste realtà che nascono e muoiono e che poi magari una generazione dopo rinascono da capo senza però avere memoria propria. Questo forse è un peccato perché non c'è la solidità sotto di avere una memoria. Alessandro, ti chiedo allora, in questo momento molto è cambiato eppure non così tanto magari quanto vorremmo, ci sono tanti temi sul tavolo, tu da giornalista specificamente dedicato al web hai anche forse la possibilità di vedere l'immediatezza, il qui e ora, come abbiamo vissuto questo periodo e cosa c'è sul tavolo in questo momento. Allora, innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori per l'invito, grazie per la domanda. Una piccola postilla anche per contestualizzare l'ambito internazionale e per capire i progressi che sono stati fatti non solo in Italia ma anche all'estero, perché comunque va detto che questa concezione di una presunta dicotomia tra donne e sport nel Novecento non esisteva soltanto in Italia, non esisteva soltanto durante gli anni del fascismo. Per esempio è celebre il caso della Football Association inglese, quindi Inghilterra, non certo un regime dittatoriale. Nel Novecento ci fu un ban letteralmente che durò 50 anni della Football Association al calcio femminile, durò dal 1921 al 1971, quindi per legge in Inghilterra le donne non poterono giocare per tutti questi anni, anzi in realtà poi rispetto a queste concezioni molto statiche, il fascismo, per carità, sempre nell'ottica della donna che avrebbe dovuto diventare madre, però promuoveva lo sport. Il regime voleva donne sane, robuste e feconde, e però nell'ottica delle donne sane e robuste promosse davvero tante iniziative anche per le donne, la ginnastica, e con insomma i vari gruppi, le varie organizzazioni sociali come le piccole italiane, le giovani italiane, nei famosi sabati fascisti, insomma, venivano spesso organizzate iniziative sportive. Poi certo l'ottica era sempre quella della donna madre, della donna che avrebbe dovuto contribuire a riempire le culle del paese. Però ecco, da quel punto di vista, mens sana in corpore sano, il corpore sano era comunque un aspetto che il regime teneva in considerazione, e appunto rispetto, ripeto, alla staticità di alcuni paesi non dittatoriali, secondo me rappresentava un passo in avanti. Per quanto riguarda il 2019, sì, i mondiali hanno rappresentato davvero un boom, specialmente in Italia, ma qualcosa aveva già iniziato a muoversi negli anni precedenti, perché dall'anno prima, dal 2018-2019, quindi dall'inizio di quella stagione a seguito della quale sono stati giocati i mondiali, per esempio, la Serie A femminile non è stata più organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma direttamente dalla FIGC. E questo è stato il punto di partenza che poi, per esempio, ha portato l'anno scorso allo storico passaggio al professionismo. È stato un traguardo appunto inseguito per tanti anni e del quale vediamo i frutti.
un altro dato secondo me molto significativo per far comprendere la crescita del calcio femminile nel nostro paese: nel 2012 le tesserate, quindi donne FIGC, erano 11.000. Prima del Covid, poi naturalmente c'è stata una flessione perché non si poteva più andare a fare sport. Però prima del Covid le tesserate avevano superato le 30.000 unità, quindi praticamente triplicate, quindi presumibilmente adesso vedremo i dati aggiornati nei prossimi mesi, ma ecco, dovrebbe sicuramente risalire questo numero anche sulla scia, devo dire, degli europei dell'anno scorso e dei mondiali che si giocheranno quest'estate. Va detto, è vero, i passi da fare ci sono ancora tanti, specialmente per esempio dal punto di vista del pubblico, dell'affluenza allo stadio, perché nel nostro campionato femminile raramente le partite superano i 2.000 spettatori. Ci sono casi eccezionali che però appunto dobbiamo considerare come tali. Per esempio il 21 marzo è stato registrato il record di affluenza allo stadio per una partita in Italia di calcio femminile, Roma-Barcellona, con quasi 40.000 spettatori allo stadio olimpico, e questo record, se andiamo a vedere, è un record che si sta aggiornando di anno in anno. Però, ripeto, io da questo punto di vista guarderei più l'andamento settimanale del campionato. Per quanto riguarda l'estero, ci sono progressi e quindi possiamo sperare che anche il nostro campionato segua questo tipo di andamento, perché per esempio la Lega statunitense ha raggiunto una media, la sta raggiungendo adesso, di 8.000 spettatori per partita, dopo anni veramente difficili, nel senso che l'attuale lega di Serie A femminile statunitense, sappiamo che lo sport femminile, il calcio femminile negli Stati Uniti è molto sviluppato, poi diremo perché, ci furono 2 campionati che fallirono, il primo dal 2000 al 2003, il secondo invece durò, adesso ve lo dico subito, dal 2007 al 2012, e entrambi questi campionati fallirono proprio per mancanza di fondi. Addirittura il primo campionato dal 2000 al 2003, la VUSA, fece 100 milioni di dollari di debiti in 3 anni, chiuse i battenti. Adesso invece finalmente si sta raggiungendo anche negli Stati Uniti una massa critica tale da poter sostenere i costi di un campionato professionistico. Sta crescendo anche il campionato inglese, per esempio, uno di quelli più all'avanguardia in Europa, che ha raggiunto una media di 6.000 spettatori a partita. Era un obiettivo che la Football Association voleva raggiungere nel giro di 2-3 anni, l'ha già raggiunto, quindi c'è una grande crescita da questo punto di vista a livello internazionale. Ripeto, speriamo che possa accadere anche in Italia sulla scia e sull'onda di questi record e della visibilità data appunto alla nazionale femminile, come giustamente hai detto tu Francesca, dai media, perché ogni grossa competizione internazionale specialmente viene sempre più coperta anche dalle grosse testate. Lo stesso Corriere della Sera, per esempio, l'anno scorso, in occasione degli europei, aveva addirittura un inviato in Inghilterra proprio per seguire le partite. La RAI sta offrendo una copertura inedita e devo dire che sì, occupandomi anche di social per il Corriere della Sera, mi ha piacevolmente sorpreso anche leggere i commenti, perché l'europeo dell'anno scorso è stato abbastanza disastroso per la nostra nazionale, e tra i commenti i tifosi appassionati di calcio, uomini per esempio, esprimevano la loro grossa delusione. Dicevano: abbiamo fatto schifo, non siamo riusciti a tirare in porta, la squadra non era affiatata, insomma le classiche critiche che di solito si sentono rivolgere agli uomini. E cosa c'è di più uguale di questo? Questa è uguaglianza. Vedevo tra i commenti, per esempio, alcune tifose donne che dicevano: ma no, ma perché adesso trasferiamo questa cattiva usanza di criticare, siamo 60 milioni di commissari tecnici? No, secondo me invece questo è davvero un segno tangibile dell'importanza che oggi viene assegnata. Cioè, se uno è deluso dall'andamento anche negativo della squadra, vuol dire che ci tiene, vuol dire che dà peso. E questo anche perché appunto poi le calciatrici ormai sono volti conosciuti, insomma, anche al di là dell'aspetto prettamente calcistico, le si vede in vari ambiti, anche spot pubblicitari e via dicendo. Sara Gama, molto famosa, anche la RAI per esempio nei mesi scorsi le ha dedicato un documentario, la Bonansea, Girelli, insomma tutte atlete ormai di primo piano, assolutamente. Se andiamo a vedere nomi di leggende del calcio femminile italiano
del Novecento sono sicuramente meno conosciuti. Adesso invece c'è grande attenzione da questo punto di vista. Quindi secondo me i passi in avanti vanno ancora fatti, però siamo sulla buona strada, quindi è solo questione di tempo, perché appunto abbiamo vari dati, tutti concentrati negli ultimi 10 anni, che hanno rappresentato davvero dei cambi di passo molto molto importanti. Ci sarebbe tanto altro da dire, vedi tu Francesca quando trattare per esempio l'argomento dell'equal pay, perché come hai giustamente premesso tu all'inizio è un tema vastissimo, quindi le implicazioni sono tante, quindi per il momento mi fermo e poi ci sarà magari occasione di approfondire. Lo facciamo assolutamente volentieri. Fra l'altro torno da Marco perché abbiamo citato Saragama, che è la metà, diciamo così, permettimelo, della tua nuova uscita. Vorrei che ci parlassi velocemente anche del tuo nuovo libro. L'altra metà è la capitana della nazionale Stelle Strisce, quella americana, Megan Rapinoe. Sono due donne, due sportive diverse fra loro, anche caratterialmente, che portano avanti istanze diverse. Vorrei intanto lanciarti un tema, così poi ti lascio entrare insomma anche in quello che è appunto la tua nuova opera, che è un tema che tocca il discorso economico, perché come diceva lui, per poter sostenere il professionismo a livello femminile servono i soldi, è inutile girarci intorno. E c'è anche un tema di potere: chi detiene il potere decisionale nel mondo sportivo, calcistico, ma non solo? A chi le donne devono chiedere il permesso per poter scendere in campo? Questo forse è un tema importante, e che fra l'altro va a braccetto anche perché poi queste donne a chi devono chiedere lo stipendio per poter entrare in campo. Esatto, sì, appunto, riferimento al fatto, appunto, al nuovo libro che dovevo consegnare una settimana fa, speriamo domani, che dovrebbe uscire a inizio luglio, in occasione appunto del nuovo mondiale che si apre il 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. Questo libro pubblicato da Ultrasport si chiama La capitane coraggiose, e appunto portando avanti un discorso che avevo già preso con un articolo che ho trovato online che si chiama #RagazzeMondiali, porto avanti un po' l'analisi di quello che è stato, anche da un punto di vista mediatico, il mondiale del 2019, facendo appunto una comparazione fra Saragama, capitana delle Azzurre, e Megan Rapinoe, capitana delle statunitensi, poi campione del mondo, che mi sembra interessante perché questo libro nasce un po' da un mio fastidio durante quell'estate in cui vedevo che un po' troppe persone in Italia dicevano Saragama è la nostra Megan Rapinoe, che da un certo punto di vista a tanti è giusto, è corretto, ma da altri punti di vista secondo me non lo è per nulla, perché tante sono le cose che la accomunano, quante invece le cose che differenziano queste due capitane e anche questi due personaggi pubblici. Ma non solo per come loro li hanno voluti costruire questi personaggi pubblici, ma anche proprio per il contesto che è molto ma molto diverso fra il nostro paese e gli Stati Uniti, anche se ci sono tantissime cose in comune. Allora, direi partiamo appunto da qual era la posta in gioco. La posta in gioco appunto nel 2019 per le italiane e le americane era sicuramente a livello sportivo diversissima, perché gli italiani era già un miracolo che si fossero qualificate dopo 20 anni che attendevano una seconda chance. Secondo i bookmakers non ci avrebbero nemmeno fatta a superare il girone di qualificazione, invece sono arrivate fino inaspettatamente ai quarti di finale, dove poi sono state eliminate dalle olandesi. Invece le americane erano campionesse in carica e hanno vinto il loro quarto mondiale, sia guidate da vecchie stelle come Carly Lloyd o Alex Morgan, e poi è stato, diciamo, però il mondiale di Megan Rapinoe, che era già una grande calciatrice, ma si è presa appunto tutti i premi possibili e immaginabili, capocannoniere, eccetera, co-capitana, perché queste tre giocatrici hanno condiviso la fascia da capitana, già cosa impensabile nel nostro paese, e per cui hanno vinto il mondiale. Ora, tutti abbiamo in mente appunto che la lotta anche politica che ha fatto Megan Rapinoe, la capitana, è portare avanti il discorso sull'equal pay, cioè sulla parità retributiva. E spesso la stampa italiana le ha un po' come detto le italiane vogliono la stessa cosa. In realtà no, perché come ricordato prima, quello che gli italiani cercavano non erano i soldi, ma erano i diritti, cioè sul piano giuridico, cioè lo status di professioniste, che poi hanno ottenuto grazie anche alla lotta fatta durante il mondiale, cioè
che dal punto di vista giuridico avessero essenzialmente tre cose che non avevano, cioè la maternità, gli infortuni e i contributi, perché prima, essendo dilettanti, capite che non avevano ovviamente queste tre cose. In caso di infortunio potevano essere tranquillamente licenziate in quanto appunto dilettanti, no? Non è al loro lavoro, anche se poi magari le più bravi vivevano già dal punto di vista economico di quello. E un discorso diverso era, e come sapete, scusate, grazie a questa cosa, oggi la FIGC è l'unica federazione che riconosce questo status alle proprie affiliate. Questo perché il CONI, la politica demanda a ogni singola federazione poi la scelta se dare o no lo status di professionista. Gli americani invece cercavano un'altra cosa, allora, per tutto perché cercavano che la federazione, quando dà i premi per i vittorie mondiali, eccetera, o rimborsi per le varie partecipazioni alle gare nazionali, le pagasse uguali ai colleghi maschi. Ora, come forse sapete, i maschi statunitensi sono praticamente scarsi a giocare a calcio e non hanno mai vinto niente di che, ma soprattutto capite che la cosa è assolutamente assurda, perché la nazionale degli Stati Uniti ha un giro, anche un fatturato molto superiore a quella maschile. Considerate solo che nel 2019 la maglietta più venduta negli store Nike negli Stati Uniti non è stata quella di Messi o di Cristiano Ronaldo, ma di Alex Morgan, quindi vuol dire anche che c'è un giro di soldi, ecco. Per cui capite che il fatto che fossero pagati di meno era, anche da un punto di vista economico, assolutamente assurdo. E quindi questa è stata un po' la lotta sia dal punto di vista proprio economico, ecco, che hanno fatto. E la cosa che appunto è interessante, che indagherò un po' nel libro, è che però l'hanno fatto in due maniere completamente diverse, quindi entrambi hanno lottato per i loro diritti, ma perché sono completamente diverse le culture e anche, diciamo, le storie del calcio femminile nei due paesi. Prima di tutto perché, appunto, come abbiamo appena ricordato, nel nostro paese non esiste, non solo a livello appunto di pubblico, ma purtroppo nemmeno negli spogliatoi femminili, alcun senso storico, per cui forse tutti ci possiamo ricordare Carolina Morace, dico anche Patrizia Panico, oso dire la Gabbiadini, ma oltre a qui non andiamo forse, ecco, per cui, ma se andiamo a chiedere a qualsiasi calciatrice di oggi, già Carolina Morace penso che nessuno sappia chi sia. Questo perché appunto non purtroppo questo ovviamente è uno dei, capite, ovviamente questo è uno dei trucchi del patriarcato, non far conoscere alle donne la loro stessa storia, per cui si riparte sempre da zero e si pensa sempre di essere le prime. Difatti nel nostro paese, peraltro a livello anche storico, quelle che rincominciavano a giocare a calcio nel 46 pensavano di essere le prime, quelle che lo rifecero nel 58 la terza volta pensavano di essere le prime, così come quelle del 65, quando poi rincominciarono definitivamente. E capite che ogni lotta parte zoppa, se io penso sempre di essere prima, se non posso manco ad esempio imparare dagli errori di chi mi ha preceduto, se non posso appoggiarmi a un modello, a un mito, a una narrazione. Ecco, invece negli Stati Uniti è molto diverso, perché invece esiste una continuità. Ad esempio, mentre venivo qui in treno sfogliavo questo bellissimo libro illustrato che si chiama Pride of a Nation, che è la storia, è un libro illustrato bellissimo di 300 pagine con foto eccezionali, che è la storia della nazionale statunitense dal primo mondiale al 91 al 2019, per cui è una cosa che oggi una ragazzina che vuole giocare a calcio si può leggere, comprare, sfogliare e riconoscersi in Mia Hamm, in Abby Wambach, in Alex Morgan, fino appunto poi ad arrivare a Megan Rapinoe, ma per far vedere che Megan Rapinoe è una componente di tutta una storia, no? E quindi capite che questo appunto le rende molto molto diverse. Di conseguenza cosa hanno fatto le statunitensi? Dal momento che hanno già molto amate, anche e soprattutto per la vittoria del mondiale del 99 giocato in casa, che è stato un po' il mondiale che ha come spaccato la cortina di silenzio, Alex Morgan e Megan Rapinoe hanno giocato le loro carte, quindi sparando a zero contro la federazione che non le pagava, dopodiché, come sapete tutti, sparando a zero contro il presidente Trump, perché appunto dicendo no, Megan Rapinoe ha twittato se anche vinciamo non ci andrò mai, no, non vorrò mai andare nella fucking White House a prendere il grazie al presidente. Donald Trump immediatamente risponde: prima lo devi vincere quel mondiale, ovviamente, e poi Megan Rapinoe ovviamente segna come una maledetta e lo va a vincere il mondiale.
e poi non va a Casa Bianca, ma si fa dare il palco a New York e va a fare una controparata con un controdiscorso presidenziale in cui delinea un'America diversa da quella che ha in mente Trump. Quindi capite, qui le americane vanno allo scontro totale e frontale. D'altra parte, invece, le italiane dovevano combattere la loro battaglia, ma è ovvio che un approccio del genere sarebbe stato del tutto assurdo. Quindi cosa hanno fatto? Saragama ha fatto un pazientissimo lavoro, anche perché Dani ha dentro l'Associazione Italiana Calciatori, diplomatico con la federazione, con le squadre, persino con la politica, tanto che poi il presidente Mattarella, come forse ricorderete, ha invitato le azzurre, ha fatto parlare Saragama, nonostante fossero state sconfitte dalle olandesi, al loro ritorno Saragama ha fatto un bellissimo discorso in cui appunto ha richiesto, con l'articolo 3 della nostra Costituzione alla mano, che venisse risolto questo problema. Ora, questo ci fa capire che cosa però, come dicevi tu, che in Italia appunto un tempo era Arpinati, fino a qualche anno fa era simpatico Felice Belloli, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che disse all'epoca mi sono rotto di dare i soldi a queste 4 lesbiche che giocano a calcio. Il problema è che appunto queste donne che giocano sono alla fine sempre in mano a dirigenti che appunto vietano loro certe cose, come abbiamo detto peraltro anche nella civilissima Inghilterra del 21, o concedono come Arpinati o come nel 2015 la FIGC con la riforma interna, però non sono mai donne dirigenti che decidono, cioè devono sempre quindi litigare donne calciatrici contro dirigenti uomini. E qui è interessante perché appunto poi nel libro faccio tantissimi esempi. In Italia si punta molto al calcio, diciamo così, per un discorso di incoraggiamento alle ragazze di essere coraggiose, eccetera, ma si censura sempre che anche nel calcio, il calcio femminile fuori dal nostro paese è iperpolitico da tanti punti di vista. E chiudo con questa storia che riracconto il libro perché nessuno la conosce in Italia, ma nel 2015 che ci parla anche molto, ecco, di come il calcio è un lavoro, e quindi giustamente oltre a, abbiamo detto, i diritti che abbiamo detto, ci sono anche proprio dei problemi, possiamo chiamarli di sicurezza sul lavoro. Nel 2015 la FIFA, che stava puntando da tanto tempo sul calcio femminile, anche per questioni capite di marketing e poi di soldi, guidata ancora da Blatter, decide di far giocare il mondiale in Canada. C'è questo problema però che nel Canada i grandi stadi sono tutti di erba sintetica e non di erba normale. Se avete mai giocato sapete tutti qual è il problema, che provate voi a fare una scivolata sull'erba sintetica, quindi avete sbucciature e quant'altro, oltre che poi infortuni. Cosa è successo all'epoca? Che le italiane non si erano qualificate, ma si è creata una vera e propria rete fra tutte le capitane di tutto il mondo, la brasiliana Marta, le statunitensi, le svedesi, le inglesi, tutte insieme hanno iniziato a protestare a gran voce contro la FIFA dicendo noi vogliamo dei campi, cioè noi siamo delle calciatrici serie, quindi vogliamo giocare su dei campi, i campi dei maschi, insomma, cioè giocare sull'erba. E quindi questo mi sembra un esempio molto interessante di donne molto combattive e appunto tutt'altro che remissive, che appunto in questo esempio addirittura pensate a livello non solo nazionale ma internazionale sanno fare rete e farsi valere, ecco, senza, questa è una cosa che soprattutto gli statunitensi hanno una cultura molto su questo, senza dire troppe volte grazie ai maschi che gli concedono queste cose, ma dicendo questo è un mio diritto, cioè, sto chiedendo quello che mi è dovuto, non grazie per la concessione in qualche modo. Assolutamente. Allora io ad Alessandro voglio lanciare una domanda quasi un po' provocativa, ma visto che ne parlavamo prima a livello social, ma poi non solo, che ruolo ha il giornalismo e che ruolo ha la nostra narrazione delle vicende calcistiche e sportive in generale in questa lotta politica che è la richiesta di, come dice giustamente Marco, un diritto, non una concessione, non un piacere, che passa anche attraverso un diritto di parità salariale che in questo momento sembra una faccenda marziana? Beh, sicuramente i mass media fungono da amplificatori di determinati messaggi, un po' meno va detto oggettivamente rispetto al passato, perché ci sono i social, quindi una Saragama per esempio che vanta un certo seguito social può direttamente comunicare al suo pubblico, però è vero anche il contrario, nel senso che comunque se i giornali e le televisioni non danno visibilità a Saragama difficilmente poi gli utenti vanno a cercarsi Saragama sui social, quindi in realtà il ruolo del giornalismo, qui siamo all'interno del Festival del giornalismo, anche da questo punto di vista è sempre centrale, è giornalismo che
poi può anche rielaborare determinati messaggi, cioè nel senso Saragama può dare la sua versione e poi possono esserci articoli di approfondimento sugli argomenti, anche appunto sotto diverse prospettive, uno più economico, uno più sportivo, giusto per capire di cosa sta parlando Saragama, i pro e i contro di questo, perché appunto magari una calciatrice può portare la sua visione personale, può portare acqua al proprio mulino, ma il giornalismo poi è chiamato anche giustamente a dare una visione d'insieme. Da questo punto di vista comunque la visibilità di cui parlavamo prima garantita al calcio femminile sicuramente ha agito a favore di queste rivendicazioni degli ultimi anni e appunto poi infatti i progressi ci sono stati. Abbiamo sentito varie gaffe, si citava giustamente Belloli, ne abbiamo sentite altre in passato, però anche in questo caso le relegherei tra eccezioni, nel senso che noi ogni tanto sentiamo queste uscite contro le donne che giocano a calcio, ma ormai sono più proprie di giornalisti o pseudogiornalisti, polemisti, persone che fanno proprio dell'essere divisivi, del lanciare messaggi controversi, il senso del proprio mestiere, se così possiamo chiamarlo. In realtà io vedo che appunto questa sensibilità nei confronti dello sport femminile, del calcio femminile in particolare, si sta diffondendo, non c'è fortunatamente e non è scontato, visto appunto quello che abbiamo detto a livello nazionale e internazionale, ciò che è accaduto nel Novecento, non c'è assolutamente nessun tentativo di tornare indietro. Molti per esempio adesso dicono c'è la destra al governo, poi destra, in realtà centrodestra, non c'è assolutamente nessuna intenzione anche da parte quindi diciamo di esponenti conservatori del governo di tornare indietro, di revocare lo status del professionismo, anche per interesse personale. Io ho letto anche programmi politici di movimenti invece in questo caso veramente di estrema destra, non si cita in nessun caso la volontà di tornare a relegare le donne, di non far più giocare a calcio le donne o far sport proprio per stare a casa o appunto togliere la possibilità a loro di competere nelle Olimpiadi. Non c'è nessun, per fortuna non c'è più nessun tentativo di togliere alle donne questo diritto e questo è un punto sicuramente a favore. L'equal pay è però un ambito in cui bisogna essere più realisti del re, perché è importante la sostenibilità economica, ci si lamenta giustamente quando le società falliscono, le società professionistiche, dato che appunto parliamo giustamente e finalmente di professionismo anche per le donne, è giusto che una società professionistica funzioni come un'azienda. Naturalmente le grandi potenze del calcio maschile sono aziende a tutti gli effetti, hanno fatturati superiori a tantissime aziende anche diciamo commerciali extra sport, ed è giusto che abbiano una propria sostenibilità, quindi giustamente ci si lamenta quando la Juventus per esempio per far quadrare i bilanci attua manovre di mercato che adesso appunto sono all'attenzione delle autorità giudiziarie, ci si lamenta quando le società falliscono e la Covisoc per esempio non vigila. È giusto quindi che in questo percorso di uguaglianza ci sia la necessità di mantenere una sostenibilità economica per il sistema e quindi è chiaro che anche il pagamento, l'equal pay, si debba reggere però su poi gli incassi delle società che vanno a elargire gli stipendi. Da questo punto di vista appunto la crescita del pubblico sarà sicuramente un fattore positivo, ma per il momento chiaramente il giro d'affari della Juventus Woman non può essere certo paragonabile a quello degli uomini, quindi sarebbe, io credo, negativo sotto tutti i punti di vista ipotizzare un equal pay per esempio tra la Juventus femminile e la Juventus maschile, perché in quel caso la Juventus femminile si troverebbe a essere diciamo così sovvenzionata dalla Juventus maschile, cioè gli stipendi delle donne di fatto verrebbero pagati in deficit, cioè da parte della società femminile con i ricavi della società maschile. Questo appunto renderebbe il calcio femminile così, un qualcosa da supportare e tenere in vita artificialmente. Non è questo il caso, per fortuna appunto i passi in avanti ci sono stati e possiamo seguire l'esempio degli Stati Uniti, dove appunto ho citato prima la Lega statunitense finalmente ha raggiunto una sua sostenibilità economica e è importante sottolineare che la concezione del management sportivo negli Stati Uniti e in Europa è completamente diversa a livello storico, proprio per ragioni storiche e culturali, nel senso che fin dall'Ottocento, con le prime leghe di baseball e football americano in particolare,
lo sport negli Stati Uniti è stato concepito davvero sempre come un'azienda, cioè i proprietari delle squadre si occupavano di sport per avere dei ricavi. In Europa invece c'è una cultura sportiva di tutt'altro tipo, derivante dalla nascita del calcio in Inghilterra, e lo sport, il calcio in Europa si fa e si gestisce appunto da parte dei proprietari delle squadre più anche per ragioni di prestigio, per avere vantaggi più indiretti che non appunto il semplice denaro, anzi insomma si vedono cifre incredibili. In Europa per esempio non c'è il salary cap che negli Stati Uniti c'è, proprio per garantire la sostenibilità economica. Nelle leghe statunitensi non ci sono le retrocessioni proprio per questo motivo, e in Europa invece è facilissimo perdere soldi con il calcio, in particolare in due casi, cioè se si retrocede o se si vuole vincere e non si vince, cioè chi vuole sedere al tavolo dei vincitori per vincere la Champions League deve sborsare tanto denaro. Anche chi vince probabilmente va in perdita, chi non vince addirittura possiamo immaginare la situazione. Quindi è un fatto assolutamente positivo che la Lega statunitense abbia, ripeto, finalmente raggiunto una massa critica adeguata per sostenere finalmente una Lega, e questo deve farci riflettere perché è accaduto dopo 50 anni dal 1972, è quello che citavo prima. Quindi perché negli Stati Uniti il calcio femminile è così sviluppato? Perché nel 1972, 50 anni fa, durante l'amministrazione Nixon, venne approvato il Title IX, il titolo 9. Cosa stabilì? Stabilì che nelle scuole, college, scuole superiori americane, semplificando, comunque per ogni squadra maschile avrebbe dovuto essercene anche una femminile, una corrispettiva. Quindi, il college vuole avere la propria squadra di calcio maschile o di football maschile, vuole avere 3 squadre, diciamo, sportive maschili. Bene, obbligatoriamente deve mettere a disposizione delle proprie iscritte la possibilità, e deve mettere a disposizione 3 squadre, quindi proprio in maniera speculare. Naturalmente le ragazze si sono buttate moltissime sul calcio, preferendolo a sport più violenti, più da contatto, come l'hockey o soprattutto il football americano. Il baseball non lo trovavano affascinante, e quindi negli Stati Uniti appunto è da 50 anni che grazie a questo il calcio è sviluppato, e gli Stati Uniti grazie a questo hanno avuto proprio un vantaggio anche di decenni nello sviluppo del calcio rispetto agli altri paesi. Questo è un gap che si sta accorciando sempre di più. Però appunto oggi noi vediamo che le società statunitensi, però solo dopo 50 anni, quindi è vero, la strada da fare è ancora tanta, però solo dopo 50 anni da questo importantissimo passo verso l'uguaglianza nell'accesso allo sport, sono riusciti ad avere una sostenibilità economica. Oggi invece io presumo che le grandi società sportive femminili europee, come appunto il Barcellona, il Lione e tante altre, che poi sono appunto il corrispettivo femminile delle società maschili, sì, abbiano un po' la concezione di pagare tanto, tralasciando un attimino la sostenibilità economica, nel senso che comunque adesso ci sono anche alcune calciatrici statunitensi che vengono a giocare in Europa perché l'Europa paga di più, ma perché appunto queste società alle spalle, avendo sezioni maschili potentissime, riescono a pagare di più, e quindi questo cozza un po' con, ripeto, la visione molto più attenta ai conti dal punto di vista del management sportivo che per cultura dall'800 c'è negli Stati Uniti. Si vede anche appunto nel campionato maschile di calcio, l'MLS, dove ripeto c'è il salary cap, e anche lì ovviamente l'MLS non si sta accontentando di questo, cioè dice noi teniamo il salary cap, noi non introduciamo le retrocessioni perché vogliamo mantenere la sostenibilità economica, però comunque l'obiettivo è quello di crescere, quindi l'obiettivo è sempre quello della sostenibilità. Per il momento mi fermerei qui. Direi che quindi più che garantire l'uguaglianza a valle, quindi abbiamo calciatrici e senza badare ai conti paghiamo senza badare alla sostenibilità economica, andrebbe garantita un'uguaglianza a monte, quindi come è stato fatto addirittura nel 1972 negli Stati Uniti. E non è un caso che dopo tanti anni, però ora il movimento calcistico statunitense sia economicamente sano e addirittura sia, come si diceva prima, anche dal punto di vista economico superiore a livello di giro d'affari rispetto a quello degli uomini. Quindi soluzioni
così, pronte all'uso e di breve termine non esistono. È importante seminare a livello economico, a livello culturale. Se si fa un lavoro a monte, poi se ne raccoglieranno i frutti anche a valle. Grazie mille. Allora io proporrei di cambiare adesso leggermente argomento, chiudere diciamo la parentesi femminile. Mi sento di fare un microscopico strascico finale dicendo: abbiamo parlato di diritti, abbiamo parlato anche da un punto di vista giuridico, economico, perché alla fine di questo poi si parla in modo pratico. Forse, ed è qui che poi andiamo a parare, dobbiamo toglierci di dosso questa abitudine strana di trattare la donna come una minoranza, ma la donna non è una minoranza, la maggioranza della popolazione mondiale è femminile, quindi stiamo parlando di diritti della maggioranza, non della minoranza. Adesso ci andiamo davvero sulle minoranze numericamente che hanno istanze altrettanto importanti e a diversi livelli di sviluppo, mi viene da dire, e lo farei, visto che l'abbiamo citato da entrambe le parti, toccando queste gaffe. Poi magari, insomma, gaffe di solito è quando uno dice una parola per un'altra. Io penso che a volte la gente dica esattamente ciò che vuole dire, salvo poi magari fare un passo indietro, quindi le chiamerei più uscite infelici che gaffe vere e proprie. Però abbiamo citato quella delle 4 lesbiche, mi sento di citare anche quella del credevamo che le donne fossero handicappate, cito più o meno testualmente le parole di Tavecchio, riferito sempre alle donne nel mondo del calcio, riuscendo in questa magica operazione di offendere 2 categorie, quella femminile e quella del disabile, dell'atleta disabile, perché ovviamente il non detto sotto è: nessuna di queste 2 categorie può fare sport. Non è così, lo dimostrano le donne, lo stanno dimostrando anche gli atleti paralimpici, ma non necessariamente paralimpici, disabili a tutti i livelli, anche a livelli molto più bassi e più amatoriali, come è giusto che sia. Vorrei fare un punto allora anche su questo aspetto da un punto di vista di diritto. Fare lo sport è un diritto, deve essere un diritto anche per chi fisicamente ha delle problematiche di 1000 tipi, perché poi quando si parla di disabilità si parla di milioni di problematiche mediche diversissime fra di loro, che non si coniugano fra di loro, perché un atleta non vedente difficilmente concorrerà con un atleta paraplegico, ad esempio, sono 2 pianeti diversi. Lo sport si sta accorgendo di questo, sta rispondendo anche in parte a questo. Comincerei con te, Marco, poi andiamo con Alessandro. Sì, allora diciamo che le esternazioni di Pianeta Vecchio poi di Belloli appunto vengono in realtà, appunto, giusto fare la precisazione, non tanto da questa era il calcio femminile in Italia, ma dalla precedente, l'era più buia, che essenzialmente possiamo mettere fra il 2000, nel 99 è stata l'ultima partecipazione delle Azzurre al Mondiali, e fino al 2015, quando appunto dopo tutte queste esternazioni, dopo tutto il grande sciopero organizzato in quell'anno, grazie anche al lavorio di Katia Serra, che all'epoca era dentro appunto l'Associazione Italiana Calciatori, ha portato poi a una svolta, ecco, per cui no, effettivamente sono d'accordo anch'io con quello che ho detto prima. Oggi c'è qualcuno che va avanti a dire queste cose, ma effettivamente sono rimasugli, ecco, polemisti, ecco, sì. Allora, sì, effettivamente dove la questione è questa del diritto, no? Cioè del pensare che ci sono persone che non possono fare questo. Da questo punto di vista mi viene, allora poi appunto magari sullo sport paralimpico eccetera io non ne so molto, ma dico che è solo un flash, mi pare quest'anno, adesso non mi ricordo il nome della calciatrice, sia stata convocata, se non mi sbaglio, in nazionale degli Stati Uniti una calciatrice priva di una mano, ecco, che gioca già nella lega professionistica americana, e nel discorso che vi citavo prima, nel discorso nella Victory Parade di Megan Rapinoe che ha fatto appunto a New York, ospitata dal sindaco Billy de Blasio dopo la vittoria, su questo discorso diciamo anti-trumpiano, Megan Rapinoe diceva questa cosa, diceva: guardateci, noi siamo la vera America, e dice: vedete, qui in squadra ci sono calciatrici omosessuali, calciatrici eterosessuali, calciatrici bianche, nere, dice
con la coda di cavallo, cosa che ho scoperto studiando, è proprio, anche da un punto di vista proprio iconografico, la vecchia immagine da brava ragazza degli anni 90, con cui il calcio ha avuto anche successo socialmente negli Stati Uniti, ragazze con i capelli rosa, qui sta parlando ovviamente di lei stessa, ragazze con i rasta, così via. Ecco, per cui è interessante questa visione alternativa dell'America, è anche una visione di diversità, dove appunto la cosa interessante appunto che è un po' una cosa che ci fa anche uscire poi dall'idea che allora la calciatrice deve essere fatta in un certo modo, perché in fondo il sottinteso della frase di Belloli era appunto questo: se sei donna allora per forza devi essere una donna strana, ecco, in qualche modo allora sarai omosessuale, eccetera eccetera. Ma la cosa interessante è che appunto la perdita di invece una varietà, no? Di una ricchezza, appunto, per cui questa vicenda appunto di questa atleta paralimpica, che però appunto gioca nella nazionale maggiore degli Stati Uniti, ci fa vedere, ecco, più che tanti discorsi o tante campagne di sensibilizzazione, cosa vuol dire anche un'accettazione nella squadra di tutti i tipi di umanità, ecco, di tutti i tipi di sportivi. Da un punto di vista mediatico, Alessandro, secondo te anche qui cadiamo un pochino in quel racconto paternalistico dello sport di persone con disabilità? Tendiamo magari anche lì a non muovere delle critiche tecniche quando è il caso di farlo, a non trattare questi atleti per ciò che sono. E adesso parliamo di paralimpici, quindi sono tecnicamente al massimo livello possibile per uno sportivo. Allora sì, anche qui tantissimi temi. Allora, due premesse mi vengono in mente dopo aver aperto questo altro scenario enorme. La prima è che secondo me lo sport paralimpico è l'essenza vera dello sport, perché lo sport cos'è se non superare i propri limiti, alzare sempre l'asticella. Da questo punto di vista, oggettivamente, gli atleti con disabilità hanno sicuramente più sfide da affrontare in questo, e quindi nel momento in cui le superano, fanno secondo me un lavoro anche più difficile rispetto ai cosiddetti normodotati, e quindi è davvero l'essenza dello sport. Sport che nel loro caso vuol dire davvero anche vita, vuol dire appunto connettersi con una storia di vita, con un cambiamento che in molti casi è avvenuto nelle loro esistenze, dare senso, quindi lo sport è proprio al centro del proprio essere, e la prestazione come veramente focus della propria esistenza. Quindi davvero secondo me lo sport paralimpico da questo punto di vista è lo sport per eccellenza. Seconda premessa: fare sport è un diritto, non voglio essere banale alla palissiano, quindi non mi inoltro nei motivi per i quali ovviamente dovrebbe essere un diritto garantito a tutti. Stiamo vedendo appunto progressi dal punto di vista dell'accesso alle donne nello sport. Ho citato prima i numeri per esempio delle tesserate FIGC. Se avete i social network, per esempio, si fa molto presto a vedere pagine anche di società dilettantistiche, le proprie squadre giovanili, e adesso davvero si vedono tante bambine, tante ragazzine, e questo fa davvero piacere. Invece una volta, anche io stesso quando ero piccolo, ce n'erano, ma erano veramente pochissime, delle eccezioni delle mosche bianche. Adesso invece è molto frequente appunto vedere squadre di pulcini, degli allievi, così con delle bambine, delle ragazzine. Da questo punto di vista poi certo c'è anche l'aspetto dello sport paralimpico. Fortunatamente non è un mistero che l'Italia sia molto attiva nel campo della solidarietà, dell'associazionismo, quindi ci sono sempre più possibilità di accesso allo sport paralimpico. Sono andato a vedermi i numeri. In realtà il numero dei partecipanti alle Paralimpiadi negli ultimi 20 anni è rimasto piuttosto stabile. Ciò che è cambiato però è la visibilità, e qui veniamo al discorso dei media. Per esempio, chi conosce, vediamo se ci sono delle mani alzate, Roberto Marson? Ok, una mano alzata. Chi conosce per esempio Bebe Vio? Tutti. Roberto Marson è semplicemente l'atleta italiano tra Olimpiadi e Paralimpiadi ad aver conquistato più medaglie olimpiche nella storia appunto del nostro paese, ben 26. Se parliamo di atleti, ripeto, cosiddetti normodotati, il primato va a Edoardo Mangiarotti con 13, la metà. Però non conosciamo Marson, tra l'altro è veneto, come ovviamente il cognome fa intendere.
E non lo conosciamo perché appunto lui ha partecipato tra l'altro in vari sport, faceva nuoto, faceva scherma, faceva, mi sembra anche qualcosina di atletica, alle Paralimpiadi negli anni 70-80, ma la visibilità era pari a zero. Era pari a zero. Adesso invece nomi di atleti paralimpici ce ne conosciamo tantissimi, Bebe Vio, la Caironi, Alice Sabatini, Monica Contraffatto, Oni Tapia, la Giusy Versace, lo stesso Alex Zanardi per esempio, lì si è visto un cambiamento, nel senso Zanardi prima dell'incidente era un pilota come tanti, esatto, la Veronese Porcellato. Era un pilota come tanti e poi insomma dopo il suo impegno anche nello sport paralimpico ha avuto sicuramente un incremento incredibile di visibilità. Tantissimi scrivono anche libri, autobiografie con le più prestigiose case editrici, spot pubblicitari, programmi televisivi, appunto specialmente Bebe Vio, ma non solo, quindi davvero rispetto al passato è tutto un altro mondo. L'importante, e qui vengo al secondo aspetto della tua domanda, è appunto per i media quello di non cadere mai nel pietismo. Questi, per i motivi che ho cercato di esporre all'inizio di questo mio intervento, sono atleti con la A maiuscola, è davvero una cosa che io credo nel profondo, e di conseguenza vanno trattati come atleti. Prima di questo incontro con Francesca dicevamo appunto se Bebe Vio perde una gara, la domanda che i giornalisti, e non sempre accade infatti, è un passo ulteriore in avanti che andrebbe fatto, se Bebe Vio perde una gara bisognerebbe veramente andarle a chiedere ma cosa è andato storto, cioè fare domande davvero tecniche, specifiche, sportive. Questo accade spesso, non sempre, la speranza è che questo accada sempre. La speranza quindi sì è quella di non cadere, ripeto, nel pietismo. C'è tutto poi un discorso legato al lessico, non apro questa parentesi anche perché sì è un aspetto controverso e mi allontanerei un po' dall'aspetto prettamente sportivo. Comunque c'è il concetto che non è stato tradotto in italiano ma il termine inglese c'è, se ne parla da decenni, dell'euphemism treadmill, tradotto è sostanzialmente il tapis roulant dell'eufemismo, ovvero alcuni termini che in un certo momento sono storicamente accettati e non considerati discriminatori, col tempo, attraverso battaglie di solito portate avanti dalla sinistra, diventano discriminatori. Per esempio, nell'epoca di Marson, la stessa federazione degli sportivi italiani con disabilità si chiamava Federazione Italiana Sport Handicappati. Adesso, appunto, noi sbarriamo gli occhi, ma all'epoca quello era un termine che era completamente accettato. Mi ero imbattuto qualche mese fa addirittura in un servizio della domenica sportiva in cui si parlava in questa partita di Serie A di un paio di iniziative solidali prima di questa partita, adesso non ricordo precisamente in quale stadio, ma il giornalista, ovviamente Rai, super formale, figuriamoci se con volontà discriminatorie, ma appunto, ripeto, erano termini storicamente accettati, aveva aperto il suo servizio a domenica sportiva, super visto, quando non si potevano vedere le partite in televisione, dicendo sì, c'è stata questa campagna a centrocampo prima dell'inizio della partita da parte per gli handicappati e a sostegno dei mongoloidi. Anche qui noi sbarreremmo gli occhi, in realtà erano termini completamente accettati, anche il termine negro una volta, se noi andiamo a recuperare qualsiasi libro pubblicato per esempio prima del 1990, anche libri per bambini citavano la parola negro, quindi da questo punto di vista sì, io starei sempre attento a guardare la luna e non il dito, cioè nel senso l'importante secondo me è che ci sia davvero un rispetto da parte di chi tratta lo sport in un articolo, in un servizio, ecco, che il rispetto derivi più dal tono generale del discorso più che dal singolo elemento, anche perché noi adesso nelle redazioni con queste conseguenze dell'euphemism treadmill davvero ci dobbiamo fermare. Quando per esempio esce una notizia legata a persone appartenenti alla comunità LGBT, noi ci fermiamo, cioè non facciamo uscire notizie proprio perché andiamo magari a contattare il collega o la collega esperto di questo argomento, perché sappiamo che non possiamo sbagliare il termine. Sono cose ormai delicatissime e quindi appunto se per caso un giornalista sbaglia il termine
non mettiamolo in croce, guardiamo davvero il tono generale dell'articolo, il tono generale del servizio, perché davvero appunto poi queste battaglie sul dettaglio dell'aspetto ormai vengono seguite anche a fatica, specialmente dai colleghi più anziani. Per esempio, fino a pochissimi anni fa, l'ultimo passaggio dell'eufemismo treadmill è stato che fino a pochissimi anni fa, ripeto, era accettato dire atleta disabile. Prima si diceva disabile, poi si diceva no perché non si identifica la persona proprio con la disabilità. Allora poi si è iniziato a dire atleta disabile, quindi aggiungendo atleta e non semplicemente disabile. Adesso anche atleta disabile non va bene, ma bisogna dire atleta con disabilità. E, ripeto, è una cosa che sta procedendo e continuerà probabilmente in futuro. Io guarderei l'aspetto generale. L'importante per il giornalismo è quello, ripeto, di trattare questi atleti come atleti veri quali sono. Sì, se posso fare due grosse veloci, no, visto che appunto abbiamo, è anche un momento di formazione per giornalisti, direi due cose proprio su, anche in vista di questi mondiali sulle nostre azzurre, che vista appunto la debacle degli europei, secondo me è appunto la rovinosa performance agli europei dell'anno scorso è stata appunto una delusione, ma per molti che nel frattempo non avevano più seguito il calcio femminile in Italia. Mi ha colpito molto che io, seguendo spesso sui social magari mainstream la preparazione al mondiale, vedendo la Rai che ha fatto quel bellissimo documentario di un'ora buttato dopo il TG1 eccetera, mi aspettavo come tutti che Saragama e le altre facessero un europeo incredibile. Quando poi il giorno dopo sono andato a Milano a vedere sul maxi schermo la partita, per fortuna prima c'erano due giornaliste che vi segnalo, che sono Marinelli e Giorgia Bernardini, che hanno un podcast che si chiama Goleadora, che trovate su Spotify, e che ci hanno detto prima della partita: guardate che non sono più quelle di 2 anni, o meglio il dramma che sono quelle di 2 anni fa, la Bertolini non le ha cambiate, quindi le prenderemo, e difatti poi le abbiamo prese 5 nel primo tempo. Però ecco, mi ha colpito il dire finalmente ecco qualcuno che dice forse Saragama è fuori forma, forse la Bonasera non corre più come 3 anni fa, cioè per cui sicuramente vedremo se in questi mondiali anche da parte dei giornalisti ci sarà forse uno sguardo più realistico, anche uno sguardo un po' che fa delle domande un po' scomode, ecco. Sul lato del linguaggio mi sembra interessante l'esempio, appunto c'è una puntata di Goleadora su questo tema, questo racconto di Giorgia Bernardini, che è anche mia amica ma mi aveva raccontato, poi l'ha raccontato in questo podcast, lei che va a intervistare la numero 1 del Roma femminile, che come sapete quest'anno ha appena vinto lo scudetto. Nel 2019 c'era stata, forse ricordate, la polemica su, si dice portiere o portiera, anche su questo ho trovato online un mio articolo su questa polemica, e lei, che personalmente come giornalista e femminista è per l'uso di portiera, che è una parola che non viene usata dalle calciatrici, però con tanta onestà intellettuale dice all'inizio dell'articolo: io userò portiera perché secondo me è giusto usarlo, ma detto questo, quando io ho fatto intervista lei voleva portiere, le tengo portiere sulle cose. Quindi mi sembra anche interessante, all'infuori però di buttarsi nella tifoseria del portiere o della portiera, anche che la cosa che voi giornalisti potete fare è anche un incontro reale con le sportive, anche magari quando hanno posizioni che uno non condivide eccetera, ma ecco, c'è il compito dedicatissimo di dare al pubblico non l'immagine della sportiva che tu vorresti o la tua redazione, oppure al contrario i media, le mode culturali vorrebbero, ma di dare la voce vera. E questo io penso che in quella polemica appunto era mancata. Tutti discutevano, si accapigliavano su portiere e portiera e nessuno andava a richiedere a loro come volevano essere chiamate. Quindi questo è veramente un grande atto di onestà intellettuale che voi giornalisti potete avere anche rispetto al pubblico, vi informiamo su cosa loro pensano, cosa dicono, cosa vorrebbero, all'infuori di quello che poi penso io. Restiamo allora un secondo con te, poi chiudiamo, penso abbiamo forse 5 minutini di tempo, quindi due fotografie veloci su un'ultima macro categoria che purtroppo ci toccherà stringere molto, che è anomala, mi viene da dire, fino a quelle che abbiamo detto adesso. Abbiamo parlato di istanze di donne,
di disabilità, quindi di persone che per fare sport hanno dovuto, diciamo, affrontare delle barriere culturali, anche tecniche da un certo punto di vista. C'è una categoria che in questo momento si sta facendo sentire a gran voce e che invece di barriere in sé per sé, da un punto di vista tecnico, non ne ha nessuna, sono solo esclusivamente culturali, che è il mondo dell'omosessualità, LGBTQ in generale. Un atleta, maschio o femmina, calciatore di qualsiasi tipo di sport, che sia gay, lesbica, bisessuale, qualsiasi cosa, questo non ha nessun tipo di rapporto, impatto sulla sua performance sportiva, mentre può averne ovviamente quando si parla di mondo di disabilità e di mondo femminile, che ovviamente prende una sua strada rispetto al maschile. A che punto siamo? Voglio chiederlo a entrambi, mi riaggancio volentieri all'accenno che abbiamo fatto sul discorso di Rapinoe, che fu molto molto sentito, giustamente per lei personalmente, e che qui in Italia magari invece si fa passare con toni un po' più delicati, se vogliamo, quasi un po' più timorosi. Sappiamo di atlete, donne dichiaratamente lesbiche nel mondo dello sport. Forse, ecco, l'omosessualità femminile fa un po' meno rumore di quella maschile nel mondo dello sport, si dà quasi per scontata in certi casi, anche in atlete che poi magari si sono invece dimostrate eterosessuali, venivano tacciate come se peraltro fosse in qualche modo un problema. Quindi ecco, da questo punto di vista un piccolo parallelismo, poi anche con Alessandro, per capire a che punto siamo da questo punto di vista, e di nuovo il nostro ruolo nel raccontare tanti coming out. Io adesso me ne sono segnati alcuni, insomma alcuni nomi grossissimi che vengono poi magari dall'estero, penso insomma a Carl Nassib per quanto riguarda un mondo iper mascolino come quello del football americano, ma tantissimi altri in Inghilterra, tanti anche arbitri, giocatori, rugbisti per esempio, andiamo su sport iper mascolinizzati. Qual è il punto? Allora, il punto ovviamente è che nel nostro paese il calcio, appunto anche storicamente, questo è poi la cosa che faccio emergere nel saggio che c'è in fondo Giovinette, è legato all'idea di mascolinità, no? Per cui, per motivi storici, perché come abbiamo detto negli Stati Uniti è avvenuto esattamente il contrario. Se io negli Stati Uniti gioco a calcio vengo visto come quello strano, essenzialmente perché il calcio lì è lo sport delle ragazze, delle brave ragazze peraltro. E quindi, come sapete, pensiamo a due esempi recentissimi qualche mese fa, entrambi peraltro criticati nel famoso articolo di Jack O'Malley sul Foglio, sono l'outing di Yankto, ma nello stesso articolo se la prendeva anche col fatto che quella settimana la Juventus femminile avesse diffuso sui propri social il racconto di Lisa Boattin, che gioca nella nostra nazionale, che raccontava il suo rapporto con Linda Sembrant, che è la sua compagna anche di squadra nella Juventus. E appunto questo ci fa vedere bene la differenza, come questo esempio recentissimo, no? Stessa settimana, come appunto a parte nessuno abbia niente da dire essenzialmente nel mondo femminile di questo coming out, e invece appunto tutti i vari polverone che si è alzato in quello maschile, e dovuto, l'hai detto tu, comunque dovuto in qualche modo a questo fatto, dovuto anche, ecco questa è un'altra cosa che farò emergere molto in Capitane Coraggiose, nel fatto che se andiamo anche qua ad ascoltare i racconti delle calciatrici, quello che loro dicono è che avvertono sempre, visto questi pregiudizi nella nostra società, lo spogliatoio come un safe space, come un posto dove addirittura in alcuni casi dicono manco l'ho detto a mia madre, ma l'ho detto alle mie compagne, per cui anche come appunto lo spogliatoio come un luogo in cui tu puoi essere te stessa, puoi magari dire quello che, sentendo un po' che Ale tira fuori, non ti senti tanto libera di dire fuori, no? E questo è sicuro. La cosa interessante che ho stesso scoperto scrivendo questo libro è che in realtà è la stessa storia che racconta nella sua autobiografia Megan Rapinoe solo del 2011, quando, qui siamo solo 12 anni fa, quando lei dopo il mondiale in Germania, vedendo anche che in qualche modo il pubblico americano si era un po' rinnamorato della nazionale, ha detto io adesso torno a casa e faccio il mio coming out. E in realtà lei dice prima tutti sapevamo chi lo era, chi non lo era, ma poi nessuno, i giornalisti non ce lo chiedevano, noi non lo dicevamo, insomma, quindi in realtà anche gli Stati Uniti non è che sono
anni luce avanti, cioè sono 12 anni avanti. Qual è però la cosa interessante di questa storia? E qui mi riallaccio all'esempio che conoscete tutti di Irma Testa, cosa che lei stessa ha detto nell'ultima intervista al Corriere, quando ha detto io il coming out l'ho fatto dopo l'Olimpiadi, e difatti la prima a fare coming out nella nazionale è stata Elena Linari dopo il mondiale, non prima, perché ovviamente in qualche modo sia Megan Rapinoe che Irma Testa dicono come dire la vittoria conta, e io che sono stata conosciuta, apprezzata da tante persone che non conoscevano lo sport femminile, come dire, quella carta me la sono giocata dopo. E per cui appunto la cosa interessante, non a caso tu dici l'essere omosessuale o meno non è poi un problema sul campo. Megan Rapinoe durante il mondiale ha detto la famosa frase non puoi vincere la Coppa del Mondo se non hai giocatrici omosessuali in squadra, appunto, però per dire che ovviamente c'è anche questo tema, no, del fatto che in Italia appunto abbiamo un contesto diverso, ma in qualche modo ecco probabilmente le vittorie sono forse anche una cosa che aiuterebbero di più il pubblico a essere anche più simpatetico, e di conseguenza la singola sportiva o sportivo ad essere un po' più libero, a sentirsi anche più protetto, ecco. Alessandro, una fotografia finale. Sì, io credo che da questo punto di vista i coming out femminili facciano meno notizie di quelli maschili perché sono di più, cioè una notizia alla base, un fatto alla base del giornalismo, quello della frequenza di una notizia. Da questo punto di vista Jankto è stato, oltre ad aver giocato in Italia, quindi ha fatto ancora più notizia in Italia rispetto ad altri paesi, però è stato solo il terzo calciatore nella storia del calcio a fare coming out mentre era in attività in un campionato diciamo equiparabile alla nostra Serie A, perché il primo era stato Colin Martin nel 2018 nella già citata Major League Soccer americana, e nel 2021 poi c'era stato Josh Cavallo dell'Adelaide in Australia. Anche qui poi sarebbe da discutere, ma è proprio necessario che questi calciatori o queste calciatrici facciano coming out? È una scelta personale, insomma, uno può dire sono un personaggio pubblico e lo faccio sapere in quanto personaggio pubblico o in quanto appunto voglio lanciare un messaggio magari alla luce della mia visibilità, però può essere chiaramente una scelta personale anche quella di dire no, io sono un personaggio pubblico mentre gioco a calcio, maschio o femmina ovviamente vale lo stesso, oppure e poi a casa insomma affari miei. La fotografia oggettiva che si può fare è che comunque sia in Europa che negli Stati Uniti da questo punto di vista c'è la stessa sensibilità favorevole da parte delle società, degli sponsor. Poi certo sui social ci sarà sempre l'hater, ci sarà sempre appunto la persona diciamo così poco educata e poco sensibile a queste tematiche, insomma un rispetto che andrebbe garantito, ma rispetto di base al di là di preferenze sessuali, quindi ti troverai magari sempre appunto l'utente later che ti commenta, che ti insulta, ma questo capita agli sportivi per qualsiasi cosa, non solo quando fanno coming out, anche quando perdono partite, specialmente negli sport individuali, anche perché poi ci sono le scommesse, vengono travolti da insulti. È davvero difficile da questo punto di vista fare l'atleta oggi, e ce lo dimostrano tantissimi casi appunto di atleti che hanno sensibilizzato negli ultimi tempi sull'importanza della salute mentale, per esempio Simone Biles, ma tanti altri. Detto questo, appunto in realtà diciamo così, gli ambiti che per un atleta in realtà contano davvero, al di là, ripeto, dell'utente maleducato o poco sensibile, sono le società e gli sponsor, ciò che fa girare questo settore. E da questo punto di vista Europa e Stati Uniti hanno ben poche differenze, nel senso che c'è una diffusa sensibilità progressista negli Stati Uniti. Per esempio basta aprire molti articoli del mio collega del Corriere della Sera Federico Rampini, lo racconta benissimo, insomma, di quanto la mentalità progressista sia radicata negli Stati Uniti, nei centri intellettuali. Lo stesso ovviamente accade in Italia e in Europa. È una semplificazione, però insomma il vecchio adagio, mentre la democrazia cristiana prendeva i ministeri, il Partito Comunista prendeva le università, anche sulla scia dell'insegnamento gramsciano dell'egemonia culturale, questo comunque è un fondo di verità, quindi diciamo che anche in Europa le aziende hanno grande sensibilità nei confronti di queste, quindi non ci può stupire il fatto che le leghe anche in Europa, anche la Major League Soccer, quindi ripeto da questo punto di vista non ci sono differenze, per esempio facciano grandi iniziative di promozione, specialmente nel Pride Month LGBT, vediamo numeri arcobaleno, fasce da capitano arcobaleno, vediamo le aziende che appunto poi sponsorizzano le società.
basta scrivere su Google Amazon Pride Month, Google Pride Month, Coca-Cola Pride Month, troviamo appunto tutti gli sponsor favorevoli a questo. Non a caso anche a diverse atlete che hanno fatto coming out comunque hanno grande visibilità. È stata citata Irma Testa, citiamo per esempio anche Paola Egonu, anche lei insomma ha dichiarato di essere bisessuale da questo punto di vista, insomma certo non è stata relegata e non più sentita lasciato in un angolo. Lo stesso Colin Kaepernick, per esempio, un altro che qui non si parla di diritti LGBT, ma aveva comunque promosso un messaggio progressista, diciamo. Io poi qui non faccio valutazioni ovviamente politiche, come impone anche la tradizione del giornale per il quale lavoro, ma è una fotografia della realtà. E poi Colin Kaepernick, dopo quel gesto di enorme protesta contro Trump, è stato ingaggiato dalla Nike con un contratto a vita faraonico. Vediamo anche quindi da parte dell'opinione pubblica, del ceto intellettuale, di tantissimi giornali per esempio enormi critiche nei confronti dei calciatori che non si inginocchiano. Questa era stata una polemica agli europei vinti nel 2021. Vediamo grosse polemiche per esempio nei confronti di Cocu, il capitano del Feyenoord, che in quanto musulmano a ottobre si era rifiutato di scendere in campo con la fascia arcobaleno. Quindi diciamo da questo punto di vista il terreno è fertile, nel senso che appunto possiamo immaginare, cioè, queste erano comunque cose che non sarebbero mai potute accadere 30 anni fa. Da questo punto di vista la sensibilità c'è, ripeto, ci saranno le eccezioni, ci sarà il tifoso da bar, però ecco, io credo che anche uno sportivo dovrebbe avere così la consapevolezza di dire cosa conta l'opinione del tifoso da bar, del leone da tastiera nella sua cameretta, e cosa conta invece l'opinione della mia società, della lega per la quale gioco, delle aziende che sostengono la mia lega, che poi pagano gli stipendi. Ecco, io non vedo crociate da questo punto di vista, e ripeto, non è un discorso mio di merito politico, è una fotografia della realtà. C'è una sensibilità da parte dei mass media e del mondo economico e intellettuale che in precedenza non c'era. Grazie mille, allora io con questo direi che possiamo chiudere, forse siamo in leggerissimo ritardo, ma insomma spero ci perdonerete, penso che adesso ci sia anche una pausa, quindi ringrazio davvero di cuore Alessandro Giani, grazie mille, scusa Alessandro Vinci, pardon, grazie mille a Marco Giani per essere stati con noi, per aver partecipato, direi anche arricchito moltissimo questa mattinata interessantissima. Io non so se devo cedere a te Ernesto il microfono per il proseguo, intanto grazie a tutti. No, allora volevamo omaggiare i nostri ospiti e anche la nostra moderatrice con alcuni prodotti dati dagli sponsor del Festival del Giornalismo. Berrete un po' alla salute, pensando a Verona e pensando al nostro festival, pensando a questo incontro, e quindi grazie ancora.